Amici sportivi ben collegati dal Pala Cicogna di Ponzano Veneto nei pressi di Treviso, 19ª giornata, il match quest'oggi tra la Kame Treviso e il Perossigeno Cosenza. Le due formazioni sono appena entrate in campo e quindi andiamo a vedere subito quali saranno i protagonisti di questo match. Per quanto riguarda la formazione ospite, con Golia, Donato, Marchio, Bavaresco, Loconte, Mateus, Pacciola, Filippino, Del Ferraro, Restagno, Pedrigno, Cabeza. Andiamo invece a vedere la formazione di casa con Pietrangelo, Walex, Del Gaudio, Sutton, Musovecci, Giappa, Fiordi, Guida, Perazzettazzoni, Donin e Saccon. Gli arbitri di questa partita, che intanto stanno ricevendo il 5 da parte della formazione ospite, sono Antonio Di Mundo e Domenico De Candia di Molfetta, con il crono che è affidato a Daniele Fior di Castelfranco Veneto. Partita che fa seguito alla sconfitta interna casalinga della formazione della Kame Treviso. È una partita diciamo che mette a disposizione punti decisamente importanti per ambedue le formazioni. La Kame Treviso dopo 18 giornate ha 22 punti, mentre la compagine calabrese ne ha 13, quindi potrebbe agganciare quest'ultima l'Italservice Pesaro, che è ferma a 16 punti e nella zona calda della classifica. La Kame proviene dalla sconfitta contro il Vitulano Dragstore Manfredonia, che si è portato in questo modo a 12 punti. Andiamo a riepilogare anche quelli che sono i risultati delle partite disputate in questa 19ª giornata e che si sono concluse. La Roma ha battuto l'Eco City Genzano per 3-1. Successo casalingo anche per l'Active Network contro Benevento per 2-1, vittoria esterna del Fortitudo Pomezia per 5-1 in casa dell'L84 Torino. 4-3 finita tra i campioni d'Italia Meta Catania e l'Italservice Pesaro. Quindi il Napoli Futsal ha battuto per 5-2 lo Sporting Sala Consilina. Andando a vedere un po' la classifica nei primi posti, considerando che ci sono da disputare altre partite, il Napoli per ora è in testa con 40 punti, Feldieboli con 39 ma con una partita in meno giocata, e l'Eco City Genzano con 38 e il Meta Catania con 37, Roma con 35. In caso di successo la Kame Treviso avrebbe l'opportunità di andare a quota 25, ma c'è ovviamente poi da aspettare la partita che si disputerà tra qualche ora tra il Vitali Petrarca e il Sandro Abate, proprio perché la formazione avvellinese è a quota 25 e ha una partita in meno da giocare. Nel frattempo il match è già iniziato con la prima fase d'attacco da parte della formazione della Kame. Vediamo Sutton che mette in mezzo il pallone, che finisce nelle retrovie della difesa della compagine di casa con Saccon. A fianco a lui c'è Sutton. Walex si è fatto sentire molta l'assenza del giocatore ora in possesso di palla nella precedente partita, che appunto la formazione bianco-blu ha perso in casa contro il Manfredonia. Walex, Sutton sulla sinistra, subito l'1 contro 1, prova il sinistro, poi cerca una serie di iniziative, il palla calciata da Walex, c'è stata una deviazione con il pallone che è finito in corner, quindi nuovamente in fase d'attacco la formazione trevigiana. Walex, pallone che viene recuperato dal portiere del Ferraro, Leonardo Del Ferraro, e quindi azione che può iniziare da parte della squadra ospite con Cabeza, poi Matteus, palla gestita
da Bavaresco, circolazione di palla con Marchio, cerca di andarsene via ma è Walex che dà per Giappa il tiro, la deviazione in corner da parte di Bavaresco, risultato di 0-0 quando non sono ancora trascorsi i primi minuti di gioco di questo match, con la Kame che sta cercando in questa prima parte della partita a passare in vantaggio. Intanto c'è il palo clamoroso colpito da Sacon che si mette le mani in faccia, sfortunata questa conclusione da parte del giocatore della Kame Treviso, che per poco è andato a sbloccare il match. Ancora Sacon, altra deviazione, questa volta l'ultimo tocco è stato del capitano Giappa, e rivediamo nel replay il tiro del numero 89, il piatto, il pallone che ha colpito il palo alla destra del portiere del Ferraro. Tutto questo quando sono trascorsi poco meno di 2 minuti dall'inizio del match. C'è un fallo commesso su Giappa, sul cerchio centrale del campo. Si riprenderà il gioco con il primo calcio di punizione di questa partita. Sacon chiede dove deve essere posizionato il pallone, arriva l'ok da parte dell'arbitro che fischia la ripartenza, palla centrale per Giappa, non riesce ad intervenire questa volta il pivot della formazione trevigiana e quindi c'è il tentativo da parte di Cabessa, il numero 88 si trascina il pallone fuori dal campo e quindi la rimessa in gioco è a favore dei padroni di casa. Giappa per Walex, supera la linea mediana del campo, porta avanti il pallone di sinistro, poi cerca il gioco veloce centralmente con Sutton, pallone che si alza, il colpo di testa di Matteus, l'intervento di Cabessa e palla che viene restituita nuovamente alla Kame, che può rimanere all'interno della metacampo avversaria, con le prime indicazioni che arrivano da parte della panchina della formazione trevigiana, con Roscia che è vicino alla propria panchina, però vicino anche quasi alla linea mediana. Ancora indicazioni, voluto il pallone per Walex, su di lui c'è Bavaresco che cerca di difendere la propria posizione, poi lo scarico per Sutton, centralmente per Giappa, il rimpallo che ha favorito questa possibilità di concludere verso la porta avversaria da parte di Sutton, non riesce per l'intervento, la chiusura ottima da parte della squadra della formazione ospite, quindi situazione ancora che vede Treviso con Walex, parte il tiro, un tiro forte ma ben lontano dallo specchio della porta difesa del Ferraro. Walex ha provato dalla lunga distanza a sorprendere il portiere con la maglia gialla, ma non c'è riuscito. Intanto dall'altra parte Walex per Sutton, Sacon, Giappa arretrato, porta avanti il pallone con una solata di destro, Giappa all'indietro, la costruzione per Sutton che scarica all'indietro per Walex, ma non riesce a passare il pallone in maniera adeguata. 16:36 al termine del primo tempo, risultato di 0-0, un fallo commesso dalla squadra ospite contro gli 0 falli commessi dalla squadra bianco-blu di casa. Veneti che ora sono in fase difensiva con Felippino, il numero 22, che è entrato nel frattempo in gara. La chiusura difensiva dei giocatori in maglia bianco-blu e quindi la rimessa laterale. Vediamo che il pallone viene preso da Pedrinho, Pedro Guedes, appunto sulla maglia scritto Pedrinho, il suo soprannome, e palla che è ancora incollata ai piedi del giocatore del Cosenza, e poi ha cercato Cabessa una girata di mancino completamente sbagliata da parte del numero 88 e successivamente il pallone finisce sul fondo. Nulla di fatto, prima incursione di un certo tipo nell'area di rigore della squadra di casa. Nel frattempo Cabessa
cade a terra. Le proteste del numero 88 nei riguardi dell'arbitro, evidentemente avrebbe voluto un calcio di punizione a proprio favore, ma l'arbitro non era d'accordo. Cabessa, parte il tiro alla diagonale, bellissimo questo tiro del numero 88. Su questo tiro il pallone è stato deviato da Fiore. Rivediamo l'intervento del portiere con la maglia numero 13 della Kame, e appena si è affacciata in maniera adeguata nella metà campo veneta, la formazione calabrese cerca di rendersi nuovamente pericolosa, ma cerca della ripartenza subito. La Kame con Sutton, 2 uomini su di lui, è costretto a mettere la palla fuori dal campo, con Cabessa protagonista, come avete visto pochi istanti fa, della conclusione, con il pallone che ora è calciato da Giappa al volo. Ha tentato un altro bel gol, come era già successo nelle partite precedenti con la rovesciata. Questa volta stop di petto al volo, il destro, palla che si spegne di poco sul fondo. Occasioni sia da una parte che dall'altra da registrare in questo inizio di partita qui al Palaciconia, ma il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. Restaino voleva il pallone e gliel'ha dato Bavaresco a Bavaresco, quindi per il portiere rilancio lungo con i pugni, palla messa fuori da Fiore, sostituzione. Intanto entra Di Guida, esce Sutton, intanto è entrato anche col numero 11 Musumeci al posto di Giappa. Intanto vediamo questa progressione di Filippinho per Restaino, la chiusura di Walex che porta avanti il pallone, ancora azione personale incredibile di Walex per Di Guida, e poi il pallone di ritorno tra la possibilità di arrivo di Walex a traino e Musumeci, che era posizionato sul secondo palo. Il pallone è passato in mezzo a queste due scelte e quindi è finito dall'altra parte. Si è accesa la partita dopo un inizio tutto a favore della Kame, la risposta della formazione del Prestigiano Cosenza, e quindi occasioni con le due squadre che si sono notevolmente allungate sia da una parte che dall'altra. Però importante, ricordiamo, la ottima azione di Cabessa e un paio da parte della formazione della Kame, in particolare il palo colpito da Sacon quando eravamo ancora proprio nei primi minuti di gioco. Ora ne sono già trascorsi 5 e mezzo, con Filippinho che cerca di tacco a liberare proprio compagno, palla che è per Musumeci. Donin, praticamente tutto rinnovato il settore dei 4 giocatori in movimento per la Kame rispetto a quello che era stato l'inizio della partita, con Bavaresco che recupera il pallone su Musumeci, poi prova a ripartire la formazione ospite con pallone troppo lungo per Restaino e palla che finisce fuori. Si alza il volume del tifo locale, altre indicazioni da parte di Rocha ai propri giocatori, con Donin che è fronteggiato da Pedrinho, centralmente per Loris Di Guida. Azzoni trova Musumeci, palla che è deviata fuori da Bavaresco e quindi il pallone che finisce in rimessa laterale che è a favore della Kame, quando siamo giunti al 7° minuto di gioco, con il risultato che è di 0-0. Di Guida, pallone per Azzoni, palla per Di Guida, pallone messo in mezzo e poi c'è una lotta tra Musumeci e Bavaresco con il cartellino giallo per Bavaresco, e quindi Bavaresco, quindi la prima annotazione sui cartellini degli arbitri. Si tratta del secondo fallo a 13:34 dal termine del primo tempo. Si sono avvinghiati 2 giocatori e poi chiaramente c'è stato l'intervento dell'arbitro. Calcio di punizione, sul punto di battuta c'è Sacona, lateralmente abbiamo Walex, sulla sinistra
Giappa è vicino al secondo palo Donin. Vedremo quale sarà l'impostazione dello schema della formazione della Kame Treviso, con l'arbitro che fischia. Palla che sarà calciata da Sacon per Giappa, il destro a giro che sorvola la traversa e finisce sul fondo. Se ne torna in panchina un po' contrariato dal tiro realizzato da lui stesso, il numero 12 Giappa. Pallone che ritorna subito in velocità nella gestione di palla da parte della formazione cosentina. Palla all'indietro per Fior, Donin, Azzoni per Donin, ancora gestione da parte di Guida per Musumeci, cerca di mantenere il possesso e questa volta il fallo, secondo l'arbitro, è stato commesso dal giocatore della Kame. Non è convinto Musumeci per questa scelta arbitrale, l'altra volta era stato una decisione a favore del Pirossigeno Cosenza, questa volta per la squadra della Kame a dover subire il fallo, però l'arbitro ha deciso diversamente. Restaino per ancora Cabessa, il colpo di tacco per Restaino, nuovamente il pallone per il numero 88, l'intervento di Guida, la rimessa in gioco in fase d'attacco per Pirossigeno, che rimetterà in gioco il pallone con Filippinho, palla che arriva per Cabessa, controllata da Azzoni. Per l'arbitro è tutto ok, nei pressi c'è anche Di Guida che lotta, palla che viene calciata e finisce dall'altra parte, dove, attenzione, un rimbalzo che poteva dare qualche problema intanto c'è questa entrata di Matteus irregolare, cartellino giallo per il numero 16. Era uscito dalla propria porta Fior, in qualche modo si stava aumentando sul pallone appunto il numero 16, poi calciando ha messo a terra l'avversario e l'arbitro ha deciso di estrarre un nuovo cartellino giallo, quindi sono due gli ammoniti, Matteus e Bavaresco, per quanto riguarda la formazione del Pirossigeno Cosenza. Nel computo dei falli fatti, 1 per la Kame Treviso, 3 per quanto riguarda la formazione di Cosenza, che ora deve rimanere in fase difensiva, guardando quella che è l'iniziativa da parte della Kame. Il pressing comunque del Pirossigeno, cade a terra Musumeci sull'intervento difensivo del numero 6 Pari De Marchio, palla che finisce ora tra le mani di Fior, secondo la formazione ospite in maniera irregolare, ma l'arbitro ha fatto proseguire, si lotta 2 contro 1, esce Matteus, Cabessa, lungo rilancio e palla che finisce fuori. Possesso quindi che ritorna a favore della formazione trevigiana, che ora imbastisce con Sacon sulla destra per Donin, il triangolo classico di ritorno per questa possibilità d'attacco che però non si realizza. Pallone che finisce sul fondo, il conteggio da parte dell'arbitro, il rilancio del portiere del Ferraro e palla poi che dopo qualche secondo viene bloccata dall'arbitro, viene fischiato una rimessa laterale a favore della Kame. Negli ultimi minuti non si sono registrati azioni importanti da segnalare, ma una partita che diciamo che è equilibrata, non c'è nessuna delle due formazioni che sta dominando il match. Ancora una volta l'uscita di Cabessa su Fior, tutto regolare, dovrà fare attenzione da questo punto di vista
la Came, perché è evidente che vogliono sfruttare questa situazione. Intanto è caduto a terra Donin, ci pensa su qualche secondo, l'arbitro poi fischia, si alza completamente la panchina della formazione ospite e c'è un cartellino giallo per un componente della panchina della panchina del pirossigeno, e intanto stavamo cercando di capire di chi fosse. Comunque sia, si tratta del quarto fallo. Sono passati appena poco più di 9 minuti di gioco e già aver realizzato, si fa per dire, 4 falli non è una notizia positiva per il pirossigeno. Sacon parte il destro, il tiro e poi vediamo qual è la decisione. Per l'arbitro c'è la rimessa dal fondo, non è d'accordo Giappa, che avrebbe voluto un ultimo tocco, e c'è il time out richiesto da Daniel Ibanez, con la panchina che si riunisce alla nostra sinistra. Risultato di 0-0, con ora invece l'inquadratura verso l'angolo, la panchina della squadra di casa, con le solite indicazioni di Silvio Roscia. Vedete come annuisce Giappa appunto a quelle che sono le cose che sta dicendo Silvio Roscia su come andare evidentemente ad attaccare la difesa della squadra opposta, gli avversari che hanno protestato molto poco fa per la decisione dell'arbitro, che ha fischiato il calcio di punizione a favore della Came Treviso, e di conseguenza poi è arrivato anche il cartellino giallo per un componente del pirossigeno Cosenza. Rientrano in campo le due formazioni. Eccolo qui Silvio Roscia, le ultime indicazioni. Intanto esce di guida. In campo per quanto riguarda la Came abbiamo Giappa, Donin, Walex e Sacon, con quest'ultimo che sta parlando con l'arbitro. C'è la rimessa dal fondo a favore della formazione del pirossigeno Cosenza. Ed ecco che si riparte con Adornato, il numero 4, ed ora c'è una difficoltà di uscita dalla propria area di rigore da parte dei giocatori ospiti. Il pallone è riconsegnato ancora una volta con questa deviazione in angolo. 10:46. Al termine del primo tempo, Walex parte il tiro, la deviazione sotto porta di Sacon e il pallone che finisce. Tanto ci sono altre questioni tra l'arbitro e la panchina, anzi in particolare il numero 6 Marchio. Palla per il tentativo di Cabeza, che viene messo a terra. Guadagna questa volta il calcio di punizione la formazione ospite rossoblu, che avranno l'opportunità di calciare verso la porta di Fiora da buona posizione. Calcio di punizione quindi a favore del pirossigeno Cosenza. Sul punto di battuta vediamo Matteus, Cabeza è più in posizione centrale, Pedrinho, si sposta Pedrinho, lascia quello spazio, Matteus per Cabeza, potrebbe essere il tiro da parte di Pedrinho con il pallone che poi finisce
dall'altra parte con Bavaresco che è in gestione della palla, la dà a Cabessa, Cabessa la suolata con il piede destro, cerca di sottrarsi dalla marcatura dei giocatori della Kame, che però possono ripartire con Giappa per Donin, Donin si accentra, Donin viene messo a terra, fallo netto, questa volta non ci sono dubbi da parte di Pedrigno, e quindi calcio di punizione a favore della formazione della Kame, e soprattutto si tratta del quinto fallo, ed eccolo qui che viene esposto appunto il quinto fallo dalla parte della panchina della formazione ospite. Con il calcio di punizione vediamo sul punto di battuta Wolex. Rincorsa lunga, ma sappiamo quanto sia un po' di tattica, anche perché magari ci sarà il pallone per Saccona. Vediamo se tira invece lui direttamente, parte il tiro, posizione centrale, nessun problema per la pronta risposta da parte di Del Ferraro su questo tiro centrale da parte del giocatore della Kame Treviso. Ora Sutton per Saccon, il pallone messo dall'altra parte, finisce in rimessa laterale per quanto riguarda quindi la possibilità di azione di rimessa a proprio favore da parte della formazione cosentina con Matteus. Ecco, attenzione che c'è lo sganciamento da parte del portiere, una novità tattica in questa partita. Parte il tiro centrale da parte del capitano, il numero 6 Marchio, e poi la difesa ancora una volta dei giocatori della formazione ospite con Sutton che ora attende il pallone. Sutton per Giappa, palla recuperata, Wolex per Sutton, nuovamente per Giappa, porta avanti la palla, Bavaresco su di lui, e quindi ora è Saccon, su di lui c'era la possibilità di Cabessa di intercettare la palla, e palla che proprio arriva al numero 88 che può far ripartire l'azione. Invece è Sutton che capisce tutto, centralmente mette a terra un avversario, poi calcia e finisce fuori. Sutton si dispera per questa ottima opportunità, perché con uno slalom aveva letteralmente buttato a terra il difensore in questa situazione da parte della formazione del Cosenza, ma quindi nulla di fatto. Dall'altra parte Matteus, la risposta da parte di Fior, e ancora cerca questa iniziativa, si era ben appostato sul secondo palo Filippigno. Ci sono le proteste da parte del pubblico perché è caduto il giocatore della Kame, gli arbitri fanno proseguire. Ricordiamo che la Kame, attenzione perché c'è il tiro, l'ottima risposta di Fior su questo tentativo di Filippigno che è andato vicinissimo alla possibilità di schiodarci da questo 0-0, ma ci ha messo la faccia nel vero senso della parola il portiere della Kame, che ha chiuso la saracinesca della propria porta, e Wolex intanto di sinistro prova a rendersi pericoloso. Sutton ancora palla all'indietro per Wolex, si alza il pallone calciato di Mancino. 0-0 in questo primo tempo. Sino ad ora nessuna delle due squadre è riuscita a capitalizzare il lavoro fatto in attacco, e quindi il pericolo maggiore ora per quanto riguarda la formazione del Pirossigeno Cosenza è il fatto di andare a fare il sesto fallo. In qualche modo la squadra di Daniel Ivanes deve fare a meno, e in una situazione
di questo genere potrebbe approfittarne la Kame. Intanto vediamo Wolex, c'è un colpo per Wolex, l'arbitro dice che è tutto regolare, pallone di ritorno troppo lungo, c'è Matteus, Wolex è rimasto a terra e c'è la richiesta da parte della panchina della Kame a Matteus che mettesse il pallone fuori. A 2 passi da lì gli dà il 5 anche Rocha, è rimasto a terra. C'è stato un colpo, mi pare, verso il volto di Wolex. Non sappiamo se la nostra regia è a disposizione quel frame che ci permetterebbe di andare ad analizzare quanto è accaduto. Wolex si sta toccando il naso, evidentemente in maniera involontaria, diciamo così, almeno giudicata dall'arbitro. C'è stato questo colpo. Si sta rialzando Wolex, ricordiamo che nella scorsa partita non era presente perché è squalificato. Comunque pallone che ovviamente ritornerà, è stato messo in rimessa laterale dai giocatori del Cosenza proprio per consentire che entrassero i sanitari a dare una mano a Wolex, che ora è evidente che debba uscire dal rettangolo di gioco, con Sutton che giustamente per fair play dà il pallone di ritorno ai giocatori della squadra ospite. Comunque sia, diciamo che potenzialmente il Cosenza è andato vicinissimo a commettere il sesto fallo e ci sarebbe il tiro libero per la Kame. Giappa si dispera, Restaino, pallone che arriva concessogli da Azzoni con le mani, il numero 29. Poi all'indietro per ancora l'incursione provata da Felippigno sul settore di destra. Giappa questa volta, Giappa con 4 giocatori sostanzialmente su di lui, è arrivato anche in corsa un altro per portargli via il pallone. In qualche modo riesce a mantenere il possesso palla la squadra della Kame Treviso con Sutton per Azzoni ancora per Sutton, lo scarico all'indietro per Fior, che ovviamente è costretto a calciare lungo per Giappa, ma non riesce in questo intento ad andare a lanciare in maniera adeguata il proprio pivot. Felippigno a 7 poco più minuti dal termine della prima frazione di gioco, ancora 0-0 qui alla Pala Cicogna di Ponzano Veneto, tra la formazione di casa della Kame Treviso e il Pirossigeno Cosenza. Giappa non riesce ad intervenire, allora è Bavaresco, il numero 10, una Veronica sul cerchio centrale del campo da parte del giocatore ora in possesso di palla. Felippigno per Bavaresco, stava per perdere il pallone, lo mantiene ancora tra i propri piedi i giocatori di Daniel Ibanez, con Felippigno ancora per Bavaresco, il passaggio di ritorno per Felippigno, non riesce ad intervenire, la chiusura con il corpo da parte di Azzoni per la rimessa laterale a favore della Kame Treviso. 6:26. Ecco, ci siamo persi il replay. Comunque abbiamo visto questo minimo contatto, il pallone che ora è per quanto riguarda la Kame in possesso di palla. Avrete visto il replay, giudicherete voi insomma di quanto potesse essere importante quello scontro tra i due giocatori che poteva portare al sesto fallo della formazione cosentina. 6:03. Ecco qui, rivediamo. Col gomito gli è andato il giocatore, se dobbiamo essere sinceri, lì comunque sia diamo per buono sempre quello che viene giudicato sul campo. Intanto c'è Del Gaudio che commette fallo, è praticamente la prima ammonizione della partita. Lo ha buttato letteralmente a terra Del Gaudio, e quindi il cartellino giallo per il numero 9. (5:48). Matteus è pronto a rimettere in azione la propria squadra
Con il lungo anche il rilancio verso Cabessa, non c'è nessuno a traino, c'è Del Gaudio pronto per Musumeci, il tiro, la risposta ancora pronta, l'esultanza per quanto fatto da parte del numero 24, il portiere del Ferraro. E sono già diversi gli interventi realizzati dal portiere della formazione ospite. Ora Del Gaudio, la suolata, pallone che viene messo ancora in rimessa laterale a favore della Kame. Sutton, eccolo qui Del Gaudio, Sutton pronto, pallone a palombella Del Gaudio, colpito l'avversario, ovvero Restaino. Sutton, Sutton prova a mettere il pallone in mezzo, nessuna deviazione, però è sempre molto pericoloso come di consueto quando prova insomma in qualche modo sia con il piede destro che il piede sinistro a trovare il varco giusto, sia per tirare che per direttamente in porta o per creare una situazione pericolosa comunque all'interno dell'area di rigore avversaria. Pallone a palombella, mette a terra molto bene Musumeci, si gira, poi torna indietro, ritorna nella metà campo propria di Treviso e poi si libera sulla banda di sinistra Sutton ancora una volta prova a danzare sul pallone, il pallone in mezzo per Del Gaudio, Sacon, la palla per Musumeci in mezzo e in qualche modo si salva nuovamente la difesa della Cosenza. Nessuno ha voluto della Kame tirare verso la porta della formazione avversaria, una serie di passaggi e in qualche modo si è chiusa riccio la squadra rossoblu cosentina. Pronto Sutton, all'indietro per Sacon, Sutton, Musumeci, non c'è nessuno sul secondo palo, ora va in mezzo Musumeci, si allarga Del Gaudio, parte il tiro, palla che sfiora il montante alla sinistra del portiere del Ferraro. Rivediamo il tiro di Mancino, palla che si spegne un paio di metri sul fondo. Negli ultimi minuti c'è una maggior volontà da parte della Kame di portarsi in vantaggio, ma attenzione perché ci basta un attimo per il Cosenza, però se c'è una Cosenza che si rende pericoloso con questa iniziativa di Cabeza. Pallone che tendenzialmente era indirizzato verso Marchio, ma c'è stata comunque l'ultima deviazione da parte dei giocatori della squadra di casa e quindi con la rimessa in gioco con Matteus, palla all'indietro per Marchio, nuovamente Matteus supera la linea mediana del campo ma al contrario e quindi si concede la possibilità di andare a vedere la situazione di posizionamento dei propri compagni. Poi palla per Del Ferraro, ancora per Restaino inseguito da Del Gaudio, palla che in qualche modo viene arpionata ma concessa sostanzialmente a fiore da parte di Cabeza. Riparte nuovamente Sutton centralmente per Musumeci, la chiusura da parte nuovamente ancora della squadra ospite, in qualche modo la Veronica splendida, ha mandato alla bara Del Gaudio con questa azione Restaino, possesso di palla, grande tecnica messa in luce dai giocatori della Cosenza con questa possibilità di palla messa in mezzo in area di rigore, ma quando questa aveva già superato la linea era 3:25 al termine della prima frazione di gioco, risultato che permane sullo 0-0. Walex
per Bavaresco su di lui, Walex si accentra, lo scarico sulla banda di sinistra per Sacon, su di lui c'è Cabeza, deve tornare indietro in posizione centrale, decide di dare il pallone nuovamente a Walex, su di lui c'è Bavaresco, 1 contro 1. Walex contro Bavaresco, si appiccica letteralmente al corpo, ancora deve fare attenzione Bavaresco, gli va a rubare il pallone di puntone, deviazione, ha consentito di giocare un po' troppo con le mani secondo noi l'arbitro, e comunque sia in qualche modo è intervenuto la formazione cosentina, e poi c'è il tiro sul primo palo da parte di Marchio con la deviazione da parte di Fior. 3 i falli commessi dalla Came, 5 dalla Prosigono, quando mancano 2 minuti e 49 esattamente al termine del primo tempo. Il risultato di 0-0 qui alla Pala Cicogna per questa 19ª giornata del campionato di Serie A di futsal. Pallone dato all'indietro per Cabeza, lo stop di destro, la suolata, ancora il movimento degli attaccanti in fase d'attacco, appunto la formazione del Cosenza, poi decidere lo scarico all'indietro per Del Ferraro, pallone dato sulla sinistra, sulla banda ancora, ha cercato di intercettare il pallone di Guida, non ci riesce, e quindi nuovamente rimessa laterale con Pedrinho. Palla all'indietro per Del Ferraro, Pedrinho, palla rilanciata, attenzione Pedrinho, il pallone che si stava per insaccare, salva la porta Sacon, e ancora Sacon ci mette il piede per evitare la capitolazione della propria squadra. È andato vicinissimo Pedrinho su questa possibilità, un rimpallo su Musumeci che stava per favorire la formazione del Prosigono Cosenza, in qualche modo libera dalla propria area di rigore la formazione cosentina, ma riparte quindi Ciapa, Walex, parte il tiro, no, ha preferito non dare il pallone sulla destra alla corrente. Walex ha deciso di fare tutto lui, il capitano della Came Treviso, guadagnando un angolo a 2:04 dal termine del primo tempo. Walex il sinistro, forse c'è stata una deviazione, forse le mani erano vicine al corpo, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. No, qui è un po' difficile. E quindi Di Guida è pronto a rimettere il pallone in campo. Walex ha sbagliato tutto, si è portato la sfera fuori dal rettangolo di gioco. Gli applausi per questa fase difensiva da parte della panchina del Cosenza. Ecco qui, comunque mi sembra che erano attaccate al corpo le braccia del giocatore del Prosigono Cosenza, quindi 0-0. Sutton, Walex per Di Guida ancora cerca di girarsi in qualche modo, Ciapa, gli rubano il pallone, l'ottima di chiusura di Sutton, e c'è, attenzione, il calcio di punizione per Sutton con anche la munizione per Pedrinho. Sul passaggio di ritorno Sutton è stato letteralmente messo a terra dal numero 30, eccolo qui, rivediamo, è stato bloccato completamente, tipo rugby, placcaggio, per evitare che il giocatore della Came ripartisse subito, però regalando questa opportunità. A 1:34 dal termine del primo tempo, sul punto di battuta c'è Sacon, di fronte a lui il portiere con il numero 24 Del Ferraro. Cala il silenzio qui alla Pala Cicogna, vedremo se la Came Treviso in qualche modo riuscirà a sbloccare il risultato. Qualche passo in avanti da parte del portiere, palo! Il palo! È il secondo palo che viene colpito in questa partita dal numero 89, ma in questa occasione spreca una ghiottissima occasione
torna in panchina Sacon e questa era una super occasione per sbloccare il match. Neanche con questa possibilità la Came è riuscita ad andare sull'1-0 e ora vediamo Filippino ci prova sulla banda di destra, la sua corsa viene interrotta da Donin in maniera regolare. Rivediamo, palla esterno palo. Nel precedente tiro c'era stato l'interno palo, questa volta l'esterno palo e non ne va bene una per... intanto vediamo Rocha che sta parlando proprio con Sacon. Intanto c'è il tiro! Occasione! Ghiotta con Bavaresco che calcia verso la porta di Fior, che in qualche modo si trova il pallone tra i piedi e lo devia in... fuori dalla propria area di rigore. Tutto questo a 1:15 dal termine con questo corner. Cabeza calcia, attenzione, Giappa, parte il rilancio, ovviamente era pressato, non poteva fare altro che calciare in avanti la capitano della Came Treviso. Bavaresco, Matteus, sostituzione, rientra Sacon dopo aver calciato e colpito il palo. Sarà tornato in panchina per insomma sbollire la rabbia di quanto era capitato. Matteus all'indietro per il proprio portiere, il rilancio di destro, palla che finisce fuori nonostante l'impegno da parte di Filippino di mantenerla dentro e quindi già ancora giocabile. Sutton, Giappa, Wolex per Sacon, all'indietro per Sutton, su di lui c'è Matteus, si accentra, palla per Matteus, forse vuole il tiro, ci mette il punta del piede Matteus, il numero 16 del Pirossigeno Cosenza, per evitare appunto che la palla andasse in avanti. Sutton per Sacon, pallaccia questa di Sutton, l'arrabbiatura totale in questo caso di Rocha. Questa è una delle situazioni che fanno maggiormente imbestialire Rocha. Mancano 21 secondi, situazione di 0-0, si sta andando verso il riposo. Di cose se ne sono viste in questo primo tempo, poteva sicuramente sbloccarsi sia dall'una che dall'altra parte il match. Ha avuto certamente maggiori possibilità la formazione della Came, ma anche attenzione, intanto vediamo questa buona opportunità, intanto Wolex cade a terra, Sutton intanto vediamo che c'era stato uno scontro, le proteste da parte del pubblico, ma intanto finisce qui il primo tempo. Con il risultato di 0-0, come vedete bene dalla sovraimpressione. Entrano in campo negli spogliatoi Cabeza e Matteus, inquadrati ora dalla nostra regia. Per ora è tutto, quindi qui dal Palaciconia al termine dei primi 20 minuti di gioco, nulla di fatto, risultato ancora bloccato sullo 0-0. A sentirci tra poco.
Sta per iniziare la ripresa del match della Came Treviso, il Pirossigeno Cosenza. Al termine del primo tempo il risultato, come vedete in sovraimpressione, è ancora bloccato sullo 0-0. Un primo tempo contraddistinto da ben 4 ammonizioni sul campo, con il fatto che il Cosenza abbia concesso tiro libero non sfruttato dalla Came Treviso. Gli ammoniti sono Bavaresco, Matteus e Pedrigno per quanto riguarda il Pirossigeno Cosenza. Un ammonito nella Came Treviso, vale a dire Pasquale del Gaudio. Partita che come di consueto succede nel calcio a 5, insomma, ci sono state diverse occasioni sia da una parte che dall'altra, però il risultato è ancora appunto di 0-0. Vedremo quale sarà l'andamento nei secondi 20 minuti di questa partita, che inizierà nuovamente con la ripresa del gioco a favore della formazione ospite, che si riporta all'interno della metacampo con Cabeza, uno dei migliori protagonisti di questa partita per quanto riguarda la squadra di coach Ibanez. Intanto c'è un primo fallo, se non vado errato, commesso dalla squadra ospite, e si alza tutta la panchina per protestare per questa decisione arbitrale. Sono passati neanche 10 secondi praticamente, che già da questo punto di vista il Cosenza deve avere a che fare con già un fallo commesso. Abbiamo visto quanto questo abbia un po' pesato poi nei termini della gestione della partita nella seconda parte del primo tempo, quando appunto la squadra ospite aveva commesso 5 falli, con la respinta da parte di Fior, pallone che viene messo fuori dal rettangolo di gioco, con Bavaresco che è pronto a rimetterlo in azione con Marchio. Pallone che ora viene per ultimo toccato da Giappa, lungo rilancio per Matteus, la palla che ora viene concessa da Fior a Sutton, Walex, poi per Giappa, spalla alle porta. Vediamo la conduzione della palla da parte del pivot della Came, che decide il dialogo e parte il tiro, e poi c'è stata la chiusura ottima difensiva nuovamente della formazione del Pirossigeno Cosenza, che non ha permesso a Giappa di poter rendersi maggiormente pericoloso dalle parti di Del Ferraro, e quindi con questo pallone concesso a Sacon, per lui sino ad ora 2 pali, quello destro di colpito di Del Ferraro in questa partita. 1 minuto e 1 secondo. La protezione della palla di Cabeza, poi lo sganciamento per Marchio. Si fa vedere Matteus, ancora Cabeza, parte il tiro, il puntone, l'ottima iniziativa del numero 88, che sta dando indicazioni ai propri compagni, e ora parla con Marchio. Dall'altra parte si è in attesa di un giocatore del Pirossigeno Cosenza perché venga rimessa la palla giocabile con il numero 10 Bavaresco, e l'azione importante di Cabeza, che all'interno dell'area di rigore avversaria ha avuto molta libertà per girarsi di sinistro e ha mandato fuori il pallone. Comunque questa è stata davvero una ottima azione potenziale da gol per il Pirossigeno Cosenza, e ora dall'altra parte lavora un buon pallone Giappa e si permette di guadagnare un corner. Walex per Sacon, Walex prova a mettere in mezzo il pallone, viene anticipato da Matteus, il giocatore della squadra di casa. Il laterale a disposizione di Silvio Roscia, con Matteus che mette in mezzo, almeno questo era il tentativo. Si è chiusa a riccio molto bene
la difesa cosentina e quindi che si riporta in avanti con Bavaresco, con Cabessa, chiude Giappa, Bavaresco, passaggio all'indietro di Matteus, rilancio lungo, palla che finisce direttamente sul fondo. Sutton per Sacon, ha cercato di velocizzare l'azione ma nella traiettoria era già pronto Cabessa ad interrompere questa possibilità per la Kame, quindi ora Walex, il mancino messo letteralmente a terra, il giocatore. Usano veramente molto le mani i giocatori della formazione cosentina, cercano sempre di entrare in contatto in questa maniera qui finché l'arbitro permette questa situazione qua. È chiaro che loro lo utilizzano. Ora c'è Matteus, in qualche modo viene chiuso dalla difesa della Kame. Ora vediamo Cabessa ancora con le mani che si fa spazio e vediamo Bavaresco cade a terra, c'è il fallo, il cartellino giallo per Giappa e quindi ammonito Giappa a 17:17 dal termine della partita. C'è calcio di punizione quindi per il Pirossigeno Cosenza con Cabessa che va a posizionare il pallone, e poi c'è anche Bavaresco, le indicazioni del coach Ibanez. Bavaresco va a sistemare il pallone, evidentemente si era precedentemente mosso. Matteus è largo sul secondo palo, Cabessa, e poi c'è anche Marchiol, numero 6, che avrebbe la possibilità eventualmente di tirare di sinistro. Cabessa, vediamo, parte il destro e la rete di Cabessa a 17:15 dal termine della partita. La sblocca Cabessa su questo calcio di punizione e quindi il numero 88 sotto le gambe di Fior, che non è riuscito a chiuderle in tempo utile, il pallone che finisce alle spalle dell'estremo difensore, e quindi Kame che è in svantaggio qui in casa al Palacicogna, e Cosenza, formazione Pirossigeno Cosenza, che si trova sull'1-0 con la rete di Cabessa. Cerca subito la risposta Sutton con un tiro al volo girata che finisce sopra la traversa, e quindi 1-0 per la formazione ospite. Bavaresco, palla per Giappa, parte il tiro, finisce fuori. C'è stata anche un'ultima deviazione da parte di un giocatore del Pirossigeno Cosenza. Rivediamo nel replay il tentativo di destro da parte del capitano della Kame che rimane in attacco con Sutton. Cerca di ripartire Cosenza con Pedrigno, in qualche modo arriva la chiusura e anche la rimessa in gioco a favore della Kame che si riporta in avanti. Ora pallone Felippigno che lo porta fuori, Walex prova il sinistro, trova la deviazione di Pedrigno. Sacon, Sutton per Sacon, il pressing, cade a terra.
Ora vediamo Giappa, Walex, parte il tiro, in qualche modo con i piedi la deviazione di Del Ferraro che toglie letteralmente il pallone che si stava insaccando dietro alle spalle, e quindi corner nuovamente a favore della Kame. Walex in qualche modo Giappa il tacco, ma rimette in moto subito in velocità Marchio in mezzo per la corrente Pedrinho che non riesce ad arrivare giusto all'appuntamento, e quindi palla che finisce sul fondo. Subito la rimessa in gioco, Walex prova ad andarsene via, Walex viene messo letteralmente a terra, attenzione, c'è il cartellino giallo per il numero 29 Restaino, e c'è una collezione davvero importante di cartellini gialli, praticamente Bavaresco, Matteus, Restaino e Cabessa, no scusate, Pedrinho sono stati ammoniti. Dall'altra parte Del Gaudio e Giappa, diverse quindi cartellini gialli sia da una parte che dall'altra. Calcio di punizione per questo fallo subito da Walex, che è sul punto di battuta. Vediamo Giappa che è pronto evidentemente a calciare di destro verso la porta avversaria, più centralmente c'è Saccone, sul secondo palo Donin. Vedremo cosa succederà. Parte Giappa, parte tiro, e con il corpo in qualche modo riesce a chiudere Marchio. Aveva un po' capito quale potesse essere la situazione. Intanto stavamo osservando insomma un battibecco tra Walex e l'arbitro. Pallone ora per l'uscita da parte del portiere del Kame Fior. 15:36 al termine della partita, con Cabessa che dopo 2 minuti e 45 dall'inizio del secondo tempo è riuscito a portare in vantaggio la propria squadra. Attenzione, Walex per Giappa. Walex parte il tiro di sinistro debole tra le mani di Del Ferraro. Kame che sta provando un po' di accelerare i tempi per cercare insomma in qualche modo di ritornare subito al risultato di parità, e c'è un altro fallo, ci continuano le proteste da parte della panchina della formazione cosentina. Si tratta del quarto fallo e c'è anche un altro ammonito. Il mister Ibanez è stato ammonito. Si tratta del quarto fallo in poco meno di 5 minuti dall'inizio. Walex in mezzo, vediamo la palla protetta da Donin perché finisse direttamente fuori, e quindi possesso di palla da parte della formazione trevigiana. Walex per il tentativo verso Giappa che non riesce, capisce tutto Matteus allarga per Pedrinho, riesce in qualche modo a recuperare il pallone Fior, e poi lo concede sempre sulla destra a Walex. Donin per Saccone. Walex è sempre le spinte, usano sempre veramente le mani. Palla per Saccone, pallone filtrante che arriva tra i piedi del numero 89 che non ha i riflessi giusti per mettere il pallone in porta. Dall'altra parte subito palla recuperata da Fiore, data a Donin, verticalizzazione sulla traiettoria c'è il numero 22 Felippinho, e quindi palla che è concessa nuovamente alla squadra di casa. Pallone che rivediamo è arrivato
qualche modo alla squadra, alla difesa, chiusura della difesa del Pirossogeno Cosenza nell'azione precedente. Wolex per Donin, Wolex ancora per Donin, su Matteus c'è di lui, Matteus recupera il pallone, lo rilancia in avanti e la palla finisce tranquillamente tra i piedi del portiere della Came, che lo concede a Saccon. Saccon subito ancora nuovamente per Wolex, è ancora palla sulle proteste da parte della panchina, intanto ci sono le proteste da parte di Wolex che si becca la munizione. È stato ammonito Wolex perché ha bisticciato con uno dei componenti della panchina del Cosenza. Intanto si deve riprendere il gioco. L'avevamo già visto nel primo tempo quanto i giocatori del Pirossigeno Cosenza utilizzino le mani per spingere sempre i giocatori e in alcuni casi gli arbitri evidentemente hanno fermato il gioco, però è chiaro che poi è una questione di valutazione fino a che livello si vuole arrivare nel contatto fisico del calcio a 5. Donin, palla che è calciata, il pallone per quanto riguarda la possibilità in qualche modo di calciare di Restaino, la chiusura di Fior che mette il pallone ora a disposizione dei propri compagni. Poi c'è sempre questa aggressività, lo vedete, questa aggressività da parte dei giocatori della formazione di Cosenza, che ha tutta la volontà di provare a portare a casa l'intera posta in palio. Due giocatori su Donin, c'è una carica agonistica incredibile per quanto riguarda i giocatori di Ibanez, che ovviamente provano in tutti i modi a preservare il vantaggio e chiaramente anche arrivare alla conclusione di questa partita con i 3 punti. Sono evidentemente è importante portare a casa, tornare a casa con l'intera posta in palio. Come dicevo, deve esserci evidentemente una reazione da parte della Came Treviso, che sta subendo anche psicologicamente, evidentemente dopo la sconfitta subita nella precedente partita, anche questa situazione di svantaggio. C'è da dire anche questo aspetto. Ora mancano poco più di 12 minuti al termine della partita con Bavaresco. Cerca il pressing, in qualche modo ne esce molto bene Cosenza con la possibilità di gestione della palla, con pallone che però viene perso in qualche modo, palla che forse è uscita, l'arbitro dice che è tutto a posto, evidentemente non era uscita del tutto. Azzoni, Donin, pallone per Azzoni, parte questo tiro ciabattato, non era né un tiro né un passaggio, sbagliata completamente questa iniziativa d'attacco da parte del numero 20 della Came Treviso. Punteggio di 1-0 per il Pirossigeno Cosenza, 4 falli fatti dalla squadra ora in possesso di palla. Cabeza, grande gioco con il pallone che dà per marchio Bavaresco, pallone per marchio e questa volta viene dato il fallo. Musumeci è intervenuto in maniera irregolare su marchio, si tratta del secondo fallo per quanto riguarda la Came Treviso. Bavaresco
Attenzione perché c'è il tiro a tu per tu con il portiere Adornato, spara addosso a Fior, ma la grandissima occasione, dopo aver saltato due avversari, si è posizionato al limite dell'area di rigore, ha calciato di destro il numero 4, ma è stata pronta la risposta del portiere della Kame che ora deve difendersi. Marchio, Bavaresco torna all'indietro sul pressing di Musumeci, poi il passaggio di Cabessa verso il proprio portiere. Adornato, ed ora pallone che viene gestito dalla squadra di casa. Sacon, Di Guida, Musumeci, Sacon, ancora vediamo Musumeci, parte il tiro, forse c'è stata un'ultima deviazione da parte dei giocatori cosentini, infatti è così, e c'è secondo Marchio la necessità di andare ad asciugare il parquet qui del Palacicogna, e quindi il gioco si interrompe momentaneamente. Ne approfittano i giocatori, in particolare il portiere del Cosenza, per bere. Del Ferraro ora ritorna in campo, il qui inquadrato allenatore della formazione del Pirossigeno Cosenza, Daniel Ibanez. Con i pugni Fior mette il pallone fuori. Secondo Bavaresco il portiere era uscito troppo dalla propria area di rigore. Comunque sia, ora la palla viene gestita dalla squadra di casa con Musumeci, si sottrae la marcatura di due giocatori, poi cede il pallone a Di Guida, palla ancora scaricata tra i piedi di Musumeci. Matteus, l'anticipo di Bavaresco sull'iniziativa del numero 10 della Kame. Ora palla per Sacon, Sutton, palla per Sacon, prova ad andarsene via in qualche modo il giocatore della Kame, cade a terra, ma c'è stato comunque l'intervento regolare da parte della fase difensiva della Cosenza, che concede comunque il corner sul settore di sinistra rispetto al proprio fronte d'attacco alla formazione di Silvio Roscia. E vediamo Di Guida con quel pallone girato dallo stesso numero 14. Ora è Sutton, pallone messo in mezzo, arriva a farlo suo Del Ferraro e a far ripartire in velocità il numero 4 Adornato. Viene chiuso da Loris Di Guida, che rimane nei pressi all'indietro per Marchio. Lancio lungo, pallone arpionato molto bene da Cabessa, e poi Sutton lo mette fuori. Situazione di 0-1, 2-4 i falli. Si era accesa precedentemente la partita per una serie di contatti fisici, ora sembra essere un po' più tranquilla, ma chiaramente man mano che i minuti passeranno la Kame cercherà di stringere i tempi, e quindi è probabile che ci sia qualche ulteriore, diciamo, contatto fisico. La fisicità in questa partita non è certamente mancata. Sutton, su di lui c'è Cabessa, palla viene letteralmente messo a terra, letteralmente messo a terra. Si tratta del quinto fallo. Ci sono le continue proteste da parte della panchina cosentina, un po' indispettisce questo atteggiamento anche il pubblico di casa. Intanto è rimasto
a terra un giocatore della formazione ospite, dovrebbe essere Cabeza, il numero 88, infatti è così. Certamente, come vi dicevo, il contatto fisico è stata una delle caratteristiche più importanti di questa partita. È chiaro che chi si deve salvare mette anima e corpo, nel vero senso della parola, per cercare di portare a casa il massimo da ogni partita, ed è quello che sta facendo sostanzialmente la formazione del Pirossigeno Cosenza. Calcio di punizione, quindi sul punto di battuta c'è Sutton, chiede la distanza, per l'arbitro è tutto ok e interviene l'arbitro, dice che deve arretrare, però dopo praticamente i giocatori a piccoli passi tornano più o meno dove erano prima. Vediamo chi sarà a battere. Giappa la chiusura. Non è stato contento di come è stato battuto il calcio di punizione a Rocha. Ricordiamo che proprio sul calcio di punizione Cabeza, dopo 2 minuti e 45 della ripresa, è riuscito a sbloccare il match. Wolex Bavaresco, c'è la rimessa laterale a favore della formazione ospite, che può ripartire. Passano i secondi, 8:26 al termine del match. Pallone messo fuori da Sutton, ma riconsegnato immediatamente alla formazione rossoblu, che può imbastire questa nuova azione d'attacco. Pallone, attenzione, con in qualche modo l'intervento difensivo sull'inserimento di Marchio, che ha avuto un'ottima chance per andare a realizzare il 2-0, anzi si trattava del numero 30 Pedrigno, e quindi in qualche modo un'ottima costruzione d'attacco da parte del Pirossigeno Cosenza, che ha avuto la possibilità di andare sul 2-0. Bavaresco, in qualche modo l'uscita di Sutton per Giappa, subito Bavaresco ritorna indietro e gli chiude l'opportunità di avanzamento. Ottima questa fase difensiva del Pirossigeno Cosenza. Poi Wolex con il corpo, Matteus mette fuori il pallone. 7:47 dal termine del match. Pallone completamente sbagliato di Sutton per Saccone, che però Sutton riprende subito l'opportunità del tiro. C'è la deviazione su questa opportunità. Ancora la Came di rimanere in attacco con il corner. Vediamo Saccone pronto al tiro, però va per Wolex. Saccone, Wolex, Sutton, palla per Giappa e poi l'intervento di Matteus, che non permette a Giappa di recuperare il pallone. Serie di sostituzioni dall'altra parte. Saccone l'intervento, poi il tiro al volo, splendida coordinazione da parte di Restaino. Si era coordinato molto bene, il pallone è sorvolato di poco. Rivediamo sul colpo di testa Saccone, il sinistro, e palla che si alza sopra la traversa. È un bel gesto tecnico da parte del giocatore della Cosenza, Wolex. Parte il tiro e praticamente toglie dalla porta il tentativo Giappa, e Saccone oggi veramente non è assolutamente fortunato. Praticamente rivediamo dal replay il precedente
tiro, anzi si trattava di Sutton, pardon. Comunque sia Cosenza che può ripartire con Matteus, il fallo di Sutton con l'ammonizione, ammonito. Veramente tantissimi giocatori ammoniti in questa partita, attenzione perché con tutte queste ammonizioni a un certo punto potrebbe anche scattare qualche doppia ammonizione e quindi andare al cartellino rosso. L'indicazione da parte dell'arbitro, cartellino giallo per il numero 10 della Came Treviso, Sutton. E quindi a 6:54 vediamo questo calcio di punizione. Cabessa sul punto di battuta. Pallone che è stato dato sulla sinistra per Restaino. La chiusura difensiva dei bianco-blu per il possesso palla da parte dei rosso-blu, che con Cabessa prova il tiro, palo clamoroso del numero 88, e questa volta la fortuna è tutta a favore della Came, che ha visto veramente l'incubo di pochi centimetri per passare sullo svantaggio di 0-2. Dall'altra parte intanto Sutton non sfrutta il contropiede. Sacon, Sutton, palla per Sacon e c'è un intervento in area di rigore sul giocatore della Came. Dall'altra parte la ottima iniziativa da parte di Restaino con la chiusura della difesa della Came, e palla che ora finisce fuori e ci dovrebbe essere il time out richiesto dalla formazione del Cosenza. Infatti è così, e quindi si è accesa per qualche secondo la partita in maniera davvero importante. Rivediamo. Lì c'è stato un contatto su Sacon, l'arbitro ha fatto proseguire. Intanto situazione abbastanza arrabbiato, vediamo Rocha dall'altra parte più tranquillo, l'allenatore della formazione ospite. Ecco qui Rocha. Vediamo, il time out è stato richiesto dalla squadra rossoblu, quindi ha l'opportunità tra qualche minuto eventualmente di sfruttare anche il time out la squadra di casa, con l'eventualità di mettere anche un portiere di movimento. Lo abbiamo visto già nell'ultima partita casalinga, nella quale però poi è arrivata la rete della squadra ospite, perché si sa che con il portiere di movimento si hanno maggiori possibilità in fase d'attacco, ma è anche abbastanza più semplice subire una rete in caso la squadra avversaria prende il pallone. Intanto attenzione, Ciapa, ancora l'ottima risposta da parte del portiere e belle parate da parte del Ferraro, uno dei maggiori protagonisti di questo match. Oltre ovviamente a Cabessa abbiamo visto anche le grandi capacità tra i pali del portiere del Perosticeno Cosenza in serata. Wolex, pallone che sfugge a Loris di guida, che ora cerca di recuperarlo su Matteus, poi all'indietro, palla rilanciata dal portiere del Ferraro, che non poteva fare altro che calciare subito in avanti. Wolex surplus, prova ad andarsene via, mette il pallone in mezzo, la chiusura
in qualche modo in fase difensiva del Pirossigeno Cosenza, che ora rimane in fase difensiva. Pallone per Walex, parte il tiro e la rete! Il pareggio di Sutton! Il pareggio di Sutton sul tiro di Walex posizionato all'interno dell'area di rigore. La girata vincente a 5:15 dal termine. Rivediamo da questo angolo e arriva in velocità a precedere Restaino e Sutton riporta il risultato in parità 1-1. Quindi a 5:16, partita riaperta, può succedere di tutto in questa fase finale del match. Vedremo se la formazione che ora è in possesso di palla riuscirà a riportarsi nuovamente in vantaggio o a capovolgere le distanze in qualche modo. Giappa prova a farlo immediatamente, si alza la torsida bianco-blu per questo finale di partita. L'intervento risolutore nella situazione precedente di Filippinho per chiudere l'opportunità di Giappa Veira, e ora eccoli qui inquadrati i ragazzi bianco-blu del settore più acceso del Palacicogna. Calcio d'angolo, corner dal settore di sinistra, questa volta nel precedente angolo è arrivato il pareggio da parte, intanto attenzione, entra Cabessa, c'era un uomo in meno, parte il tiro, palo esterno e c'è il pallone, la porta che deve essere rimessa a posto. Palla che verrà concessa a Sacon, con Cabessa che va un po' a protestare, avrebbe voluto il pallone a propria disposizione su questo tiro, il palo esterno. Continuiamo a vedere davvero continui pali colpiti dalla squadra della Camene. Abbiamo visto anche in precedenza uno della squadra ospite con Cabessa che ha sfiorato il 2-0. Tanto prova la ripartenza Pedrigno dopo aver messo il pallone fuori. Walex a 4:42, risultato di 1-1. Giappa, attenzione, Sutton perde l'attimo, poi l'intervento in qualche modo di Giappa a non consentire l'avanzamento ulteriore di Pedrigno, con Sutton che ora dà per Sacon. Walex per Sutton, su di lui c'è Filippinho, palla ancora per... Ricordiamo che tra le altre cose appunto ci sono 5 i falli commessi da Cosenza. Deve fare molta attenzione la formazione ospite che ora prova a ripartire. Attenzione con Pedrigno, il tiro del numero 30 che finisce sul fondo, con anche la chiusura di Walex. Rivediamo intanto quasi l'incrocio di pali esterno colpito dal giocatore della Came su questo replay di Italo Morao alla regia. Palla che attenzione, che è rimasto a terra un giocatore, è caduto a terra e dopo ha concesso la punizione. Intanto ci sarà il portiere di movimento per il Pirossigeno.
Matteus è entrato in campo. Tanto non si può ritornare ovviamente sulle decisioni da parte degli arbitri, per cui intanto vediamo l'utilizzo del portiere di movimento da parte della formazione del Pilo Ossigeno Cosenza, che ha tutte le intenzioni e anche le necessità, insomma, di portare a casa l'intera posta in palio se si vuole sollevare dalla classifica. E la rete! Matteus va a realizzare subito la rete dell'1-2 a 3:13. Un'incredibile saetta calciata da Matteus e quindi punteggio di 1-2. Appena entrato, vedete dalla prima azione, il sinistro. Clamorosamente importante questa rete per la squadra ospite. A 3:13 dal termine del match è stato davvero importante, per la formazione ospite provare subito il portiere del movimento, ma è davvero incredibile. Praticamente nella prima opportunità nel calciare verso la porta di Fiore ha trovato subito il gol del nuovo vantaggio. Le indicazioni ora di Rocha. Continua anche in questa partita, diciamo, un po' di situazioni negative per quanto riguarda la Came, e ora che proverà, e dall'altra parte invece la felicità chiaramente di aver riportato la partita verso i 3 punti, diciamo, verso Cosenza. E questa volta il portiere di movimento lo adotta Rocha, con la maglia del portiere affidata a Donin al numero 22. Ed ecco Walex per Sutton, Walex, Donin, Walex, palla per Giappa, e qui cominciano ovviamente anche gli eventuali pericoli, perché è chiaro che in caso il pallone venga intercettato può essere scagliato verso la porta sguarnita della formazione trevigiana. Intanto Walex, pallone lanciato molto male. Pedrinho in qualche modo esce molto bene da questo pressing, almeno la squadra di Ibanez fa scorrere qualche secondo. Ora entriamo proprio in quella fase della partita dove l'orologio cronometro diventa nemico di chi deve cercare di riprendere il risultato, molto amico di chi invece è in vantaggio. Walex, Sutton, Sacon, Giappa, Sacon, Walex mette il pallone fuori. Walex subito per Sutton, palla per Walex, Giappa, palla calciata male, e intanto vediamo che Donin deve andare a coprire la porta sguarnita. Passano i secondi ovviamente con questo possesso di palla da parte della formazione del Cosenza.
Ora c'è l'intervento in qualche modo di Sacon che spedisce la palla sui piedi del giocatore cosentino che si era portato in pressing. A 1:34 chiama lo schema la squadra di casa con il proprio allenatore. Circolazione, Wolex, Donin sul primo palo, attenzione, parte il tiro, palla che finisce sul soffitto e quindi ritorna in possesso da parte della Kame. Ed ora quindi Cosenza che sta cercando in tutti i modi, Pirossigeno Cosenza, di chiudere in bellezza questa partita dopo il vantaggio e una deviazione che stava favorendo la squadra di casa. Si sta chiudendo in difesa per questi ultimi 61 secondi il Pirossigeno Cosenza. Vedremo se dall'altra parte la Kame avrà la forza in qualche modo e ci riesce con Giapa a 52 secondi dal termine. A 52 secondi dal termine Giapa riesce ad impattare il risultato e ancora ora il portiere di movimento pronto ad entrare con Matteus. La formazione di Ibanez non si accontenta, mancano 52 secondi al termine, vuole assolutamente la partita, portare a casa i 3 punti. Vedremo cosa accadrà in questi 52 secondi. La pericolosità della formazione del Pirossigeno Cosenza per la difesa ora della formazione di casa. Si riprende e vediamo come cercherà in qualche modo di riportarsi in vantaggio per la terza volta in questo pomeriggio qui al Palacicogna. La squadra di Ibanez, Matteus si è portato praticamente davanti al portiere, Cabessa mantiene il possesso di palla, proverà evidentemente proprio negli ultimi secondi, sbagliato il passaggio, Matteus se ne torna in panchina, mancano 23 secondi, Donin parte il tiro, Sacon disperato per questa occasione avuta, questo tiro a 19 secondi dal termine. Attenzione perché ci sono i problemi fisici per il portiere della Kame Treviso, crampi evidentemente, la sofferenza che si sente. Wolex come portiere di movimento a 19 secondi dal termine. Wolex vuole che si alzi il volume del Palacicogna per questi ultimi 19 secondi sul risultato di 2-2. Sacon, Sutton, pallone per Wolex, vedremo quale sarà il giocatore che calcerà per ultimo, palla per Wolex, Donin, tiro, parata e finisce qui con la parata decisiva da parte di Del Ferraro. Si chiude il match con il risultato di 2-2. Abbiamo visto una grande voglia da parte del Pirossigeno Cosenza di ottenere il successo, l'ha voluto, l'ha cercato in tutti i modi, ma a 52 secondi dalla fine è arrivato il pareggio da parte della Kame Treviso, che almeno dal punto di vista del punteggio riesce ad evitare una nuova sconfitta davanti al proprio pubblico. Certamente
in queste 2 partite consecutive giocate in casa non è riuscito a portare dalla sua parte i 6 punti, e intanto la classifica si evolve e chiaramente questo ulteriore mezzo stop non permette alla Came Treviso di andare ad acciuffare gli ulteriori posti in avanti. Intanto il Vitulano Drugstore ha vinto contro la Feldi Eboli per 6-4, mentre il Petrarca sta pareggiando in casa contro il Sandro Abate per 2-2, e quindi anche la Feldi Eboli, pur essendo seconda, ha perso contro il Manfredonia. Quindi le ultime della classe stanno veramente facendo di tutto per recuperare punti su punti. Bene, è veramente tutto qui dal Palaciconia di Ponzano Veneto. Andrea Martucci vi saluta e, come di consueto, ringrazio i tecnici di ripresa e Italo Morao alla regia. Buona serata.